Ho chiesto all'Osservatorio di Veneto Lavoro di fare un monitoraggio specifico e abbiamo, come si fanno i dati scientifici, e noi abbiamo un sistema molto articolato e molto certificato, noi abbiamo valutato lo stesso periodo dell'anno scorso con questo e risultano dai meno 15 ai meno 20.000 posti di lavoro in un solo mese di Covid e nemmeno con le imprese tutte chiuse. I dati sono arrivati sul tavolo di Elena Donazzani in queste ore e offrono uno spaccato drammatico del lavoro a nord-est. Causa virus, migliaia sono i posti di lavoro che si sono volatilizzati, sorvegliato speciale il turismo. Ho chiesto adesso di monitorare i dati del turismo, specificatamente quelli del turismo che saranno dati trimestrali, cioè comprendendo nel mese prossimo, ma guardandoli da ora, che cosa è accaduto per esempio nella Pasqua di quest'anno e quella dell'anno scorso, come sono andati i territori, perché ci darà, questa è la cartina di tornasole per comprendere l'impatto non solo sanitario ma anche economico di questa crisi. Monitorare i dati per approntare una risposta, questo è l'obiettivo di Donazzan, per la quale non possono bastare i 25 miliardi annunciati dal governo come seconda tranche. Non saranno sufficienti né quelli di prima né quelli annunciati in questo decreto, perché tanto non possiamo solo ragionare di cassa integrazione anche se è stata promessa a tutti, ma dobbiamo capire come difendere le nostre imprese e come garantire liquidità e sostegno alle nostre imprese. Insomma, non c'è solo il lavoro in ballo, ma anche la tutela del Made in Italy, e a bocciare l'entità del nuovo decreto sono anche le categorie. Sono pochi sì, perché purtroppo ci vogliono più risorse, perché quando tu blocchi un paese ci vogliono molti soldi per ripartire. E a proposito dell'ipotesi di un Mario Draghi traghettatore dell'Italia fuori dalla crisi e possibile premier tecnico, Pozza ha le idee chiare. Ma io la auspico, a crederci non ci credo tanto.